Le ruspe sono in movimento per realizzare un'opera che i cittadini di paese attendono da almeno 10 anni. Si tratta del sottopasso veicolare ciclopedonale di Via Verdi che di fatto porterà all'eliminazione del passaggio a livello che tanti problemi crea ogni giorno a chi vive tra Quinto e Paese, ma anche a chi vi transita, con la formazione di code che in certe situazioni possono prolungarsi anche per una ventina di minuti. La tratta è diventata commerciale, quindi il traffico è veramente notevole e spesso ci sono delle intoppi che provocano code lunghissime e disagi non da poco. L'opera, che oggi ha visto il primo atto con l'avvio dei lavori, rientra nel sistema ferroviario metropolitano regionale, che prevede la graduale soppressione di tutti i passaggi a livello. La possibilità che i treni corrano senza questi impedimenti che sono dati dai passaggi a livello, quindi la linea su Castelfranco, e oggi concretamente si va a realizzare la posa della prima pietra. Il progetto del sottopasso era già stato approvato e finanziato dalla Regione Veneto nel 2009, ma era poi rimasto chiuso in un cassetto in attesa che venissero decise le modalità di realizzazione. I soldi li avevamo messi in un cassetto, in attesa di questa definizione li abbiamo ritirati fuori per far partire quest'opera. È una delle parti più importanti nella viabilità, nella vita di questo territorio e chi attraversa questo territorio. I cantieri sono già stati consegnati. Oltre al sottopasso, con relative modifiche alla viabilità, il progetto prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà Paese a Quinto. Non dimentichiamo che questa pista ciclabile andrà a intersecarsi con la Treviso Ostiglia, quindi un'arteria ambientale, un'arteria molto voluta anche per una funzione sociale e di salute. I lavori dovrebbero concludersi nel gennaio del 2016.